cioè, capisci che il bello di lavorare in questa radio è che ci sono sempre delle incognite all'ultimo momento, però tu le risolvi un po' troppo velocemente. Adesso io devo farti qualche altro scherzo, vediamo un po'. Smonto un attimo il microfono, lo faccio cadere. Buongiorno, buongiorno, grazie naturalmente. Francesco già pronto e allerta in regia. Sì, devo dire che ormai siamo diventati dei maci, sapendo che c'è sempre qualche cosa che non funziona. Noi la risolviamo in anticipo addirittura, prima ancora che ci sia il problema. Il buongiorno si sente dal Varin, Sammy Varin, buongiorno a tutti, Radio Libertà, sono le 7:31, mi fa piacere essere con voi in questo 27 gennaio 2025, giorno della memoria, ne parliamo certamente tra pochissimo, però la memoria mi porta subito indietro di qualche ora, perché da quest'oggi abbiamo una nuova Miss Radio Libertà. Subito si risveglia il regista. Già ieri sera, questa notte, c'è stato un concorso internazionale, il Beauty Fever a Cinisello Balsamo in provincia di Milano, il concorso organizzato da Lele Di Nero con Sharon Cimino a presentare. Beh, tra i giurati c'era anche il sottoscritto Sammy Varin e ho avuto il piacere di dare la fascia di Miss Radio Libertà a una giovanissima sedicenne e timida e modesta, si chiama Vanessa Basilache e arriva da Cremona. Cosa c'è? E tutti che dicono dove è Vanessa, e non ve la faccio mica vedere, questa è una rassegna stampa e mi faccio fare i concorsi di moda alle 7:30. Avremo modo di conoscere Vanessa, che ha questa fascia di Miss Radio Libertà e quindi anche la possibilità di venire qui a salutare nei nostri studi prossimamente. Penso che a quest'ora stia andando a scuola, avendo ella 16 anni. Complimenti Vanessa, complimenti naturalmente agli ideatori di questo concorso che, visto che noi ci chiamiamo Radio Libertà, l'ho detto ieri al microfono, la libertà deve essere per tutte le donne, tutte le ragazze. Libertà di fare quello che vogliono, di vestirsi come vogliono, di uscire quando e come vogliono, mentre qualcuno oggigiorno vorrebbe proibirlo. Buongiorno. Buongiorno a chi ci sta scrivendo già a quest'ora del mattino. Beh, c'è Sammy Varin, è logico, si può fare. 340-6709-659, questo è il nostro numero di WhatsApp, perché la rassegna stampa che sta per partire la faccio in vostra compagnia. Inviate i vostri pensieri al 340-6709-659, un messaggio anche audio, anche video se volete, e io tra mezz'ora comincio già a leggervi il tutto. Da dove partiamo? Dall'agenzia ANSA, un'occhiata alle notizie della notte e la notizia di Mattarella ad Auschwitz, il mondo non vuole dimenticare, presidenti e reali alla cerimonia del luogo simbolo della Shoah. Spostiamoci sul Corriere, che invece mette in prima pagina il data room del Gabanelli, infermieri e medici quanto guadagnano davvero e chi ha fatto saltare gli aumenti. Bella meditazione che troviamo anche sul cartaceo. Chi ha fatto saltare gli aumenti? Chi li ha fatti saltare? Tu dici che la Gabanelli ha coraggio di ammetterlo? Andiamo su Repubblica. Meloni, Bin Salman e il tè nel deserto, questo è l'inizio di una nuova era. Allora, devo dire che Repubblica ha messo una bellissima fotografia, che poi è stata inserita anche da altri quotidiani, ma così bella no. Guardate che roba, come si guardano la Meloni e Bin Salman. Chiaramente oggi, se acquistate il quotidiano Repubblica, è molto appiccicoso. Appiccica, perché è la rabbia, schiuma di rabbia oggi il cartaceo di Repubblica, perché la Meloni è andata a bere il tè nel deserto ed è tornata con 10 miliardi di euro. È chiaro che Repubblica la mette giù come una capriola, e parlavamo male di questo paese, i diritti umani, e 10 miliardi di euro.
vedi ragazzi, comunque bella, la foto bellissima, io mi farei un posterino da appendere in camera, è simpaticissima come foto, non ci credete voi pidini, lo so, è simpatica, vi dico che è simpatica. Mi sposto nei giornaloni menooni, diamo subito un'occhiata. Il Gazzettino di Venezia titola questa mattina: dazi in ballo 7 miliardi. E questo è vero, si ha paura di questi dazi, però la Meloni ce ne ha portati 10 di miliardi e qui non mi va mai bene niente. Va bene, vado su qualche altro quotidiano, vediamo. C'è qualcosa che attira la mia attenzione, ma che giornata monotona. Sì, il secolo XIX, l'extraterrestre, va bene, Sinner, assolutamente sì, ma sai che io sono antisportivo, la panza aumenta. Il secolo d'Italia, anche lui, la bella fotografia, con minore risoluzione però rispetto a Repubblica, quindi oggi se volete vedere la Meloni che beve il tè nel deserto, mi spiace, dovete acquistare il cartaceo di Repubblica. Il secolo d'Italia titola Arabia Dorata. Meloni annuncia accordi commerciali per 10 miliardi di dollari, ancora meglio. Anche la discussione, Meloni in Arabia Saudita, vertice con Bin Salman, accordi con 10 miliardi di dollari nel deserto di Alula. Lupo Lulì, Meloni Lula. Noi siamo contenti di questa cosa, assolutamente sì, cambiamo sempre idea, una vergogna, prima attaccavamo diritti umani, ciao, arrivederci. Andiamo sul Corriere, sì, caos in Libano, qui la Meloni non c'è. Ma dov'è la Meloni? Piccolo, guarda, c'è un riquadrino ma senza neanche la foto, niente. C'è scritto partnership strategica con l'Arabia, vertice Meloni Bin Salman, accordi per 10 miliardi, firulì, firulà. Ma che tirchi, mamma mia, sul Corriere. Però c'è il tennis, vince l'Australian Open, poi consola Zverev, Sinner il trionfo e l'abbraccio. Yannick Sinner, 23 anni, alza il trofeo appena vinto a Melbourne e qui sopra consola Zverev, 27 anni. Di spalla sul Corriere, caos in Libano. Il piano di Trump, svuotare Gaza. Scontri e morti a sud di Beirut, le masse di profughi nella striscia, il no di Egitto e Giordania al leader USA. Insomma, lui vorrebbe svuotare Gaza e andassero tutti in Egitto. E gli egiziani hanno detto, col cavolo. E insomma, sappiamo che quelle zone, oddio, adesso non ci va più nessuno in Egitto perché non è un paese sicuro, ci sono troppi esseri nel mare che ti mangiano, quindi non basta, non andiamo più. Ma per favore, ma per piacere, semplicemente sono zone pericolose, sappiamo benissimo da sempre, quando vai in Egitto fai una qualunque escursione, c'è la polizia, l'esercito, il metal detector e tutto quanto. Se apriamo i confini a quelli della striscia di Gaza, non lo so chi altro potremmo trovare sulle alture, è vero? Auschwitz 80 anni fa, l'orrore e la memoria, anche Mattarella alle celebrazioni. Siamo sempre sul Corriere, vi dicevo nel data room, i contratti senza firma di infermieri e medici, Milena Gavanelli con Simona Ravizza, fare i conti in tasca infermieri e medici aiuta a capire perché la carenza di queste figure sia oramai un'emergenza nazionale. Gli stipendi sono troppo bassi. Nel comparto, dopo 30 anni di carriera, il mensile è pari a 1.939 euro netti e i contratti sono senza firma. Di chi è la colpa? E naturalmente, e se volete scoprirlo, dovete comprare il Corriere. Tirchioni che non siete altro e uscite di casa. Fatevi un giro, conoscete il vostro giornalaio, si diceva così un tempo, esiste ancora? Sì, pochi ma buoni. Scoprite prima di tutto se parla l'italiano e poi si fa magari amicizia. Ogni settimana un giornale diverso, non dico ogni giorno, va bene, ci sono io che vi faccio la rassegna stampa una volta alla settimana
un giornale diverso, grande come l'universo. E scoprite anche sul Corriere che Roberta Merlin fa un reportage da Vasco Rossi, povero Vasco. Gli hanno raso al suolo tutta la sua Los Angeles, roghi e paura. Oh, ci scherzo, ma ci mancherebbe, una roba gravissima. Occhiali scuri sul naso, cappello calato in testa. Eccolo Vasco Rossi, non inviato speciale sui roghi di Los Angeles. Sono qui per aiutare, dice. Te lo vedi Vasco Rossi che spala, che sistema. E tra un post sui social e l'altro lancia raccolte fondi anche per Moon Shadow, il ristorante del cuore dove lui andava a mangiare ogni volta a Los Angeles. Capite, insomma, e mollate un po' di soldi a Vasco Rossi, davvero poveraccio, non ce la fa più. Ma stiamo scherzando? Cioè adesso noi dobbiamo dare soldi a Vasco Rossi per il suo ristorante che di tanto gli piaceva. Mi pare che ci siano ricastri non particolarmente indigenti che avevano casa nella zona. Mi spiace per gli altri, per quelli che magari sono un po' più poveri, ma per i ricastri sinceramente penso, se non c'è scappato il morto, Dio mio, penso che la casa se la rimettono a nuovo. No, sono cattivo oggi, davvero? Mi date un vostro cenno, un responso? 340 6709 659. Ogni notizia che vi do va commentata. Anche voi nuovi ascoltatori che magari per la prima volta girate sul 252 del televisore in tutta Italia, ci guardate se volete, se il vostro televisore è collegato ad internet, schiacciando 252 vedete ad esempio in questo momento la pagina del Fatto Quotidiano che imperversa e che tra poco vi leggo. Saluto anche chi si trova in auto, chi è sotto questa acquetta tutta strana sul nord, che piove, non piove, tanto per sporcarti il parabrezza che non sai se far girare il tergicristallo oppure no. Buongiorno naturalmente anche a voi amici che ci seguite in metropolitana, mi state scrivendo anche da lì. In molti hanno scoperto che scaricando l'applicazione di Radio Libertà, una scemenza, vai su App Store, cerchi Radio Libertà, scarichi gratuitamente e poi se hai il telefonino collegato a internet anche in metropolitana si ascolta Radio Libertà con le cuffiette, con gli auricolari. Ed è carino perché non ti senti il casino della metropolitana, ma se ti sembri Marin che parla, sveglia! E qualcuno ogni tanto si assopisce anche col casino della metropolitana. Sveglia, 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 sveglia. Il Fatto Quotidiano, vediamo un po'. Prendo fiato, perché sempre... Ma no, oggi non ci va mica giù tanto pesante. Il Fatto Quotidiano in centropagina scrive: ministro incapace, ignora i suoi doveri e ammette niente soldi per le vittime. Giustizia, organici a meno 20-30%, ma Nordio bombarda i giudici. Vedete com'è dolce e romantico oggi il Fatto Quotidiano. Inchiesta Mediapart, una nuova Siria di fame e rovine, il futuro fa paura, ma c'è anche sul Fatto Quotidiano, wow, Antonio Di Pietro, quando mi tolsi, come parla semi varienne, siamo buoni, amanti russo, quando mi tolsi la toga l'errore fu fare il politico, cioè fu un errore fare il politico, se n'è accorto dopo quanti anni, ragazzi? 80 anni fa l'arrivo dei sovietici, le rivelazioni sulla Shoah, Auschwitz 1945, capolinea dell'orrore, scrive Claudio Fracassi quest'oggi sul quotidiano, il Fatto Quotidiano del lunedì. Giro pagina e sono già sul quotidiano Il Giornale, uno dei pochi che scrive in prima pagina: tornano i rimpatri, migranti in Albania, la svolta del governo. Lo dico a bassa voce perché se quei cazzoni di sinistra poi mi sentono, ricominciano a urlacchiare, a smerdacchiare il centrodestra, perché fa questo segnale fortissimo ai migranti che continuano ad arrivare nel nostro paese, perché pensano che poverini arrivano da guerra, poverini sono gay, poverini fa caldo, fa freddo a casa loro.
qui non è che siamo francescani, ma fino a un certo punto. Non c'è più posto. Se venite qua, divenite schiavi della malavita. È il caso di arrivare solo se davvero provenite da guerra o avete bisogno di protezione internazionale. Gli altri in Albania. Dopo 60 giorni di stop, la nave Cassiopea diretta verso l'hotspot con a bordo 49 persone. 49 è un numero fortunato, eh? Dite di no, non so perché mi ricorda qualcosa, il 49 mi piace. No, quello era 60, no. 49 va benissimo, è un'altra cosa, sì, lo so. I 49 clandestini provenienti da uno dei paesi sicuri indicati nella lista contenuta nel decreto flussi approvato dal governo sono stati imbarcati sulla nave militare Cassiopea, diretti al porto di Shengin in Albania e poi allo spot di Jader, ma i magistrati già ora in trincea promettono battaglia sul diritto d'asilo e vediamo, perché adesso abbiamo cambiato magistrati, no? Sono sempre gli stessi che sono spostati anche loro, no? Però e soprattutto questi stanno tutti bene, tutti palestrati, belli tosti, non arrivano da guerra, non hanno starnutito una sola volta in nave, stanno perfettamente e che scuse potranno trovare per ritornare in Italia? Stiamo scherzando naturalmente, lo sapete, questa è una rassegna stampa anche che cerca di strapparvi un sorriso, non prendetevela con la vostra autoradio, con la vostra televisione, calma, non c'è la foto, peccato, sul giornale io ci avrei messa, però la mette Repubblica, la foto della Meloni con Bin Salman, non la mette il giornale. Da Fincantieri a Snam, Meloni vede Bin Salman, accordi per 10 miliardi. Medio Oriente, Russia, piano Mattei, politiche energetiche, innovazione. Giorgia Meloni fa visita nella tenda al principe ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman Al Saud. Una missione lampo che frutta all'Italia un po' di soldi e una serie di accordi commerciali. Molto serio il giornale, Libero va giù sicuramente più pesante, però ci può stare. Di spalla Vittorio Macioce ricorda nel suo editoriale che a Fiuggi 30 anni fa nasceva il presente, e se fate i bravi poi su un altro giornale vi leggo anche l'intervista a un tale, chi è questo? Si chiama Gianfranco Fini. Ritorna Fini, veramente continua a tornare in questi mesi, un continuo ritorno. Il resto del Carlino, buongiorno a chi mi sta scrivendo improperi, sì, voglio anche gli improperi, scrivete i vostri messaggi al 340 6709 659, riempitemi di cose strane perché io tra 10 minuti ve li leggo. E anche se state per spegnere la radio, perché già ne avete piene le scatole, ma non sono neanche le 8, ricordate che questa sera dalle 20 alle 21 va in onda il meglio, ma anche il peggio della rassegna stampa, c'è la replica in poche parole, per cui se scrivete dei WhatsApp e poi per qualunque motivo dovete spegnermi, riaccendetemi questa sera dalle 20 alle 21 perché potete ascoltare la lettura dei vostri messaggi. Stessa cosa per chi alla fine della rassegna stampa dopo le 9:30 va sul sito radiolibertà.net. Cliccando su podcast ci sono tutte le trasmissioni e c'è naturalmente anche la rassegna stampa che potete scaricarvi sul telefonino, sul vostro computer e riascoltare quando volete. A proposito del sito, chiaramente ci date una sbirciata, è un sito anche di controinformazione con tanti commenti su tutte le notizie pazzesche del giorno e c'è la possibilità di aiutare Radio Libertà con un contributo volontario. E qui naturalmente io ringrazio i tantissimi che in queste settimane hanno accolto a braccia aperte. No, scherzi a parte, quando si chiede soldi non è mai bello, ma Sammy Varini in queste settimane vi sta chiedendo 5 euro di aiuto per la nostra redazione, per acquistare lo sfumino, sì, che è una cosa che serve per da mangiare. Faccio da mangiare con lo sfumino e viene meglio, no? Facciamo sfumare, no?
lo sfumino, è il bottoncino che spegne e accende il microfono. Oh, ci si è rotto lo sfumino, una cosa molto volgare. Ci siamo rotti lo sfumino. Per aggiustarlo ci vogliono 1.000 euro, li stiamo raccattando grazie a voi che andate sul sito radiolibertà.net, cliccate abbonati, sostienici e con una carta di credito ci versate quanto volete, anche solo fossero 5 euro. E per voi frequentatori delle poste naturalmente è una manna, perché già che andate lì a pagare le bollette, voi malefici pensionati che ancora non avete fatto l'addebito sul conto corrente, beh, già che siete lì, fate la coda col Marukit, vi prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete conto corrente postale 37671294, 37671294 e lo intestate a Radio Libertà. 5 euro vanno benissimo. 5 euro per aiutare la radio più libera dell'etere. Siamo l'ultima radio ancora libera, ve lo dico chiaramente. Ormai ci sono interessi così forti sulle radio, ognuna ha una sua capitalizzazione anche politica. Noi possiamo dire veramente di essere un po' di tutti, siete voi i nostri veri editori e soprattutto vi diamo lo spazio che volete, anche tramite telefonate in diretta, dopo le 9 le apriamo. Oggi avremo come al solito il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, alle 9 di questa mattina. Vi accogliamo in studio, io lo ricordo, già a quest'ora del mattino, se volete venirci a salutare, a conoscere, se anche Francesco ha migliaia di fans in giro per tutta Italia, tranquillamente, via Bellerio 41 Milano, citofonate Radio Libertà, vi apriamo. Chiaro, prima di aprirvi dobbiamo controllare se avete in mano il salame lungo mezzo metro. Se il salame supera i 50 centimetri vi facciamo entrare, chiaramente lo si mangia insieme. Scherziamo, chi ha detto che scherziamo? Mi ricordano che questa è una rassegna stampa, grazie, mi ero dimenticato un attimo. Allora vi porto sul resto del Carlino. QN, Italia-Arabia, il patto da 10 miliardi. Dall'aerospazio ai beni culturali, dalla cantieristica alla tecnologia, Meloni sigla l'intesa, una nuova era nei nostri rapporti. Leonardo, Fincantieri, Pirelli, Gewis tra gli investitori, dazi e Medio Oriente, telefonata tra Tajani e il segretario di Stato USA Rubio. Ma in centro pagina naturalmente fenomeno Sinner, bis agli Australian Open e terzo slam, a fine partita consola il numero 2 Zverev in lacrime. Sì, veramente non è che insomma lo stia consolando molto, c'ha la faccia piuttosto però la poverino è in lacrime e va consolato. L'abbraccio titola così il resto del Carlino. Sto guardando i titoli che riguardano Bologna, residenti esasperati, via Capo di Lucca, graffiti e caos, ma il comune non fa nulla. Wey, ogni tanto qualcuno alza anche il ditino a Bologna, non siete tanto schiavi, un pochettino sì, schiavi ad esempio delle baby gang, Casalecchio di Reno, 2 denunce, centri commerciali, carabinieri in azione contro le baby gang. Siamo a questo punto. Sì, siamo sul resto del Carlino e non può mancare naturalmente Fiuggi. La svolta fu un trauma, ma la destra diventò moderna. QN intervista dopo 30 anni Fabio Rampelli. Chi fosse interessato, sapete cosa acquistare quest'oggi. Andiamo anche sul Tempo, dai, sempre l'apertura, ormai si cerca di migliorare altri giornali un pelino più di sinistra e ci si riesce benissimo. Il Tempo di Tommaso Cerno questa mattina titola Schlenderlist, rottura tra ebrei e sinistra nel giorno della memoria. La comunità non partecipa ai cortei dell'Ampi. Elli tace, gelo al Nazareno. La Segre sono
pessimista. Roberto Arditi scrive: il peccato di Israele è quella sinistra in crisi di identità che si vergogna dell'Occidente. Intervista a Sandro Di Castro: Ampi tradisce lo spirito partigiano, clima più pericoloso degli anni '80, Schlein non è mai equidistante. L'editoriale di Tommaso Cerno si intitola La nuova resistenza antisemita. Come in un futuro distopico, la comunità ebraica non celebrerà la giornata della memoria insieme all'ANPI. La resistenza antifascista è diventata antisemita. Ci sono voluti 80 anni dalla liberazione per portare alla luce la grande contraddizione della sinistra di oggi. Da un lato sventola Costituzioni, dall'altro fiancheggia i terroristi di Hamas e Khamenei, che non combatte solo Israele ma l'Occidente e i suoi modelli. In Italia si sono moltiplicati insulti agli ebrei, censure a quelli che un tempo erano i simboli, evidentemente falsi, dell'intellighenzia di sinistra. Basti pensare al trattamento subito da un superstite dei lager come Liliana Segre. E l'ANPI, da quando i partigiani veri sono morti, così come la CGIL di Landini, ha assunto natura partitica e politica, smettendo di essere custode dei valori liberali, cattolici, socialisti della resistenza storica, per diventare una forza antagonista. Il contrario della sua missione di pacificazione. Non lo dice la destra, lo dicono gli ebrei. E soprattutto non lo dice Alice Schlein, mutando l'anima governista del PD nell'ennesima forza del no. Così Tommaso Cerno oggi sul Tempo, con il Tempo di Osho, accordi da 10 miliardi con l'Arabia, Giorgia leva a Renzi il cuore di MBS, prima danna via, ricordami che te donna tanica de petrolio buono, che fammi cognato giù al paese. Gli dice Bin Salman alla Meloni. Beh, noi ci accontentiamo comunque di un po' di soldoni, sicuramente. Siamo sempre sul Tempo, in linea con Washington. Italia usa prove di alleanza, telefonata Tajani-Rubio, NATO pilastro di sicurezza, ma anche i migranti. Il governo riprova il modello Albania, toghe in allerta. Oggi sul quotidiano Il Tempo, intervista con il senatore leghista Borghi. Uscire dall'OMS sia una battaglia di tutta la destra. Domandina che faremo sicuramente domani a Claudio Borghi Aquilini, che abbiamo ospite come ogni martedì alle 9:40, ma certamente oggi c'è anche il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari alle ore 9. È un argomentino da trattare, anche sapere come ha dato un weekend. È stato un weekend di tanti gazebo in tutta Italia. Abbiamo tempo ancora per un'altra titolazione. Quale scelgo? Vai. Sì, è forse l'unico quotidiano che la mette come apertura principale questa notizia. La Repubblica, politica e affari, Meloni, patto con l'Arabia. A Jeddah, vertice in tenda con il principe Bin Salman, accordi commerciali per 10 miliardi, opposizioni all'attacco, l'azzardo del governo, in Albania 49 migranti prima del verdetto della Corte UE, Lampedusa 2 bimbi morti in un naufragio. L'ANM, Al-Masri libero per le inerzie di Nordio, nuove accuse dall'AIA. Vertice in tenda nel deserto di Ayula in Arabia Saudita, ognuno lo scrive in modo diverso, Ayulili o Lulila, poi siamo a Bergamo Alta qui, tra la premier Giorgia Meloni e il principe primo ministro Mohammed bin Salman. Prima un tè seduti sui tappeti tradizionali, poi la firma di accordi per 10 miliardi che segnano una fase nuova nella partnership tra i due paesi. Caso Al-Masri, giudice opposizioni contro il governo, il torturatore libico è stato liberato per inerzia di Nordio, Palazzo Chigi manda altri migranti in Albania senza aspettare la corte, naufragio al largo di Lampedusa, muoiono 2 bambini. Australia Open, Sinner più forte di tutti
tutti e di tutto, ma anche il Medio Oriente. Svuotare Gaza, il piano Trump fa infuriare Egitto e palestinesi. Se non fosse che a proporre ai Trump l'idea di spostare in Egitto e in Giordania 1,5 milioni di palestinesi di Gaza, sarebbe poco più di una boutade, inaccettabile politicamente, irrealizzabile nei fatti. Ma appunto è Trump e sta lanciando messaggi precisi all'estrema destra messianica israeliana. Questo e d'altro quest'oggi sul quotidiano Repubblica, che tra poco vi leggerò perché all'interno c'è la famosa bella foto della Meloni con Bin Salman. Ma questo dopo la pausa delle ore 8 con la pianista Francesca Tandoi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Applauso, applauso, applauso. Ci ha tenuto svegli Francesca Tandoi con questa Nine Home, tributo a Bobby Tomin, pianista jazz statunitense, ma soprattutto tributo alle nostre buone orecchie che alle 8 del mattino si devono pur risvegliare. E qui, sapete, c'è la musica che non esiste sulle altre radio. Ogni mezz'ora Sammy Varin trasmette solo artisti indipendenti, ma anche quelli famosi, che però qua in Italia non li caga assolutamente nessuno. Boh, chissà come mai. Come appunto Francesca Tandoi. La scoprite semplicemente digitandola su Instagram e scoprite, mamma mia, su YouTube delle composizioni incredibili. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, sono proprio io, Sammy Varin, e dalla fine degli anni 70 parlo in radio e parlo tuttora in questo periodo storico, in onda dalle 7:30 alle 9:30 con la rassegna stampa, tra virgolette. Non è la storica rassegna stampa del nostro Giulio Cainarca, che vi tiene compagnia invece dalle 10 alle 11 più o meno ogni mattina, l'orario è questo, con una nuova trasmissione Auto da Fe che quest'oggi, vi preannuncio, trasmetterà un evento molto interessante che c'è stato venerdì scorso ad Arona, gli Stati Generali dell'Economia, con ospitoni della miseria. Quindi ore 10 Radio Libertà questa mattina, non mancate. Rassegna stampa di Sammy Varin, che certo è sui generis, è più uno show, uno spettacolo fatto apposta per tenervi incollati alla radio e per dirvi magari cose che non sentite dire sulle altre emittenti, nel senso, sui quotidiani le cose ci sono, ma molte volte non vengono presentate nelle altre rassegne stampe. Bada ben, ma qui ci sono anche i vostri messaggi, e anche questa è una cosa che facciamo solo noi, cioè tra un titolo e l'altro io leggo i vostri WhatsApp al 340 67 09 659. Non ci credete? Provate a inviarmene uno al volo. Inviate il vostro giudizio, il vostro pensiero, anche soltanto il vostro buongiorno, per dirci ciao Sammy, ci siamo anche noi. 340 67 09 659, come ha fatto Mario. Buongiorno Sammy, ma quanto andrà avanti il rosicamento della sinistra sul libico liberato? Non hanno proprio niente di più intelligenze da dire? Una parola sul tennista sconfitto da Sinner: non conosce il detto bisogna saper perdere? Punto di domanda. Ma Gigino dov'era? Perché non lo hanno inquadrato? È vero Erminio, nessuno che ha fatto la battuta oggi sui quotidiani dicendo ma non è che magari è merito di Di Maio sta cosa, tutti sti miliardi che qualcuno mi ricorda, Sammy, non sono ancora arrivati. Guarda che non ci hanno dato 10 miliardi, hanno firmato accordi di futuri contratti per 10 miliardi, è una cosa diversa. Stiamo lì a guardare, 10 miliardi arrivano, per cui se Trump ci dà 7 miliardi di dazi, noi ne guadagniamo 10. Oh, state lì, cos'è che lunedì siete tutti così precisini? Scopriremo che questi 10 miliardi ce li ha fatti guadagnare Gigino Di Maio. Mago Varin, attenzione, vedo, prevedo e stravedo. Nel giorno della memoria ricordiamoci delle colpe del popolo tedesco che ha scaricato tutto su Hitler per dimenticare chi premeva il grilletto sulle donne e bambini anche in Italia. Ricordiamoci che i tedeschi hanno sempre cominciato guerre e mai pagato un marco di danni e mantenuto tutto il loro territorio. E ancora, chissà se la Meloni nel soggiorno in Arabia Saudita ha parlato anche del ruolo e riconferma di Di Maio quale referente europeo nel Golfo. State scoprendo la verità, in senso buono. Aspetto ancora il vostro veto alla sua riconferma, ma è tardi. Vero, Forza Italia e soci, anzi avranno parlato dicendo molto in gamba di Maio. La Meloni pensa all'Italia, non è mica Renzi che si faceva i cassi suoi con Bin Salman, scrive Marco. I magistrati diranno che hanno bisogno di 49 collaboratori familiari, fate gli spiritosi. Ancora WhatsApp, sì, adesso riprendo la rassegna stampa, ma io vado via, siete tutti rompini questa mattina, e sbrigati di qua e leggi di là, e c'è Claudio Borghi e leggi, Buongiorno Sammy.
Primo, licenziare giudici, magistrati e Mattarella che hanno inscenato una ridicola protesta a Palamara Docet. Secondo, far decadere tutte le votazioni UE, non solo sul green, ottenute con la corruzione evidente. Ricordi le valigie di soldi targate PD? Oh, che emozione, me le ero dimenticate, dai. Prima, ma condannata oggi, e rifare le elezioni europee per uscirne rifacendo la federale. Uè, un'Europa federale? Vi piace sognare? Per favore, non la chiami rassegna stampa, eh? Io resisto massimo 10 minuti. Beh, è già tanto, non pensavo però, un ascolto del genere, ma mi va bene, perché poi dopo girate su Radio Popolare e vi fa andare felici in quel posto. Dice, oh, bravi, fate così. Scherziamo, amici colleghi, ci mancherebbe altro, anzi. Melona Salman, foto seduti, meno male perché arriva tutti imbarazzantemente ad altezza, non si capisce cosa scrive questo, censuro. Ecco ancora, ecco una foto di Trump con il pugno alzato da iscritto al PC italiano, è vero, Maurizio quando lo hanno colpito alzò il pugno e quelli di Potere al Popolo furono felicissimi. Sarebbe bene che Meloni, oltre a che fare con le passerelle nel mondo, si interessasse anche del prezzo del caffè, dell'olio, del gas, che hanno raggiunto prezzi insostenibili. Bravo, bravo, questo messaggio è importantissimo e io spero che insomma tra un caffè e un tè spero che abbiano parlato anche di questo con Bean. Hey Bean, ricordiamo che i miliardi non vengono all'Italia, ma a quelle aziende con nome italiano in mano alle multinazionali straniere. Grazie Prodi, Draghi, grazie per avermelo ricordato. Mi rovinate, che uno si alza il lunedì che è già scazzato, no? Leggi i giornali, si scazza ancora. Lasciatemi sognare per qualche istante, dai, l'ultimo WhatsApp, dai, audio, tira sul cursore, sentiamo cosa dice, poi mi fermo e ve li leggo dopo, va bene? Va bene? Sammy, sto leggendo un bellissimo libro sugli accordi di Yalta, Ecco. dove risulta, scritto da Pietro Buscaroli, dove risulta, io non lo sapevo, che 2 milioni donne, bambini e dissidenti russi che combatterono insieme alle forze tedesche, alla fine, non sapendone cosa fare, Churchill, Eisenhower e Stalin decisero di rimandarli in Russia. Praticamente questi cominciarono a suicidarsi e quando arrivarono in Russia furono letteralmente, numericamente 2 milioni di morti, dei quali nessuno si ricorda. Questi sono Churchill, Eisenhower, i grandi gli strateghi. Hanno mandato 2 milioni di persone che dissentivano dalla Russia, combattevano contro la Russia, a morire, belli puliti. Pietro Buscaroli, il libro La verità dei vinti. Grazie. Sammy, Grazie della segnalazione. Vedete come ci smontate le nostre poche certezze. 8:13, buongiorno da Sammy Varin, rassegna stampa. Sì, ritorniamo sui quotidiani. Su quale quotidiano? Andiamo a fare un giro sulla prima pagina del quotidiano La Verità. Persino mezzo PD era a favore del cambio di passo. I magistrati contro la riforma Nordio. Sono solo una minoranza chiassosa. A sventolare la carta è stata una piccola fazione organizzata. La verità è che tra toghe e giuristi i giudici sulla separazione delle carriere sono per lo più positivi e infatti chi protesta cade in contraddizione come sui troppi poteri o troppo pochi. L'ex PM Rinaudo, la sceneggiata con la Costituzione, indica il declino della categoria. Anche qui naturalmente Sinner non si ferma più, con il bis in Australia si assicura il terzo slam e i tedeschi rosicano. In centropagina, se la pace la fa Trump, allora non è più pace? Mauro su Repubblica raggiunge una nuova vetta del bipensiero progressista. Donald è l'unico che possa fermare la carneficina ucraina, ma non sarebbe un bene, perché avverrebbe per suo tornaconto. Che delirio, l'articolo di Francesco Borgonovo. Ma sul quotidiano La Verità di quest'oggi c'è l'intervista con Luca Zaia. Raccolgono firme per la mia ricandidatura? È democrazia anche questa. E poi Silvana De Mari, scripta manent, accoltellare i bambini
è diventata la normalità. Tra le interviste del lunedì, quella con il cardinale Egic sull'accoglienza deve decidere la politica e basta, scrive Alessandro Rico, ma Roberto Faben ricorda anche la grandissima Mietta. Ricordate Vattene amore con Minghi? Le mie lettere d'amore rimaste in un cassetto. Oggi sul quotidiano La Verità, e poi più avanti entriamo a visitare anche l'intervista con Luca Zaia. C'è Libero, mezzo mondo rosica per l'Italia che vince. Eccola qua la Meloni ridente, accovacciata nella tenda. Bin Salman, no, al posto di Bin Salman hanno messo Sinner, che però fa rosicare anche lui. Meloni in Arabia, Sinner in Australia, mezzo mondo rosica per l'Italia che vince. La missione in terra saudita, contratti per 10 miliardi, si apre una nuova fase. Roma-Washington, telefonata Tajani-Rubio, la nostra alleanza è forte. Primi effetti del pugno duro, migranti in Albania, ripartono le navi. Il ricordo della Shoah, storia, eroi, antisemiti, il giorno della memoria. Oggi, 27 gennaio, il giorno della memoria, è l'invito pressante a non dimenticare gli orrori dell'Olocausto, storie di eroi ed eroine che si intrecciano con i fatti della storia, dalla quale emerge un nuovo antisemitismo fomentato dalla propaganda islamica e dai deliri di inattesi complici come lampi. Siamo sempre sul Libero. L'editoriale di Daniele Capezzone si intitola Il Toga Party, dove non balla più nessuno. E Antonio Socci scrive invece come uscire dalla crisi con Trump. Serve un'altra Europa. E qui naturalmente chiedo a voi dove devo andare, dove vado questa mattina, con quale quotidiano comincio gli approfondimenti. Cavolo, è dura ragazzi, è durissima, ma senti, io rosica qua, rosica là, andrei proprio su Repubblica, che è quella che mette proprio in apertura di pagina il titolo principale, è questo: Meloni patto con l'Arabia. E allora andiamo all'interno, a pagina 8 c'è proprio la celebre fotografia di Meloni da una parte, Bin Salman dall'altra, sorridenti, ma è bella bella questa foto, vi assicuro, vale la pena l'acquisto di Repubblica, poi fatene quello che volete, solo per questa foto. Meloni, Bin Salman e il tè nel deserto. Questo è l'inizio di una nuova era. Fate attenzione che appiccica molto, se comprate il cartaceo c'è proprio la bava di lumaca oggi sul quotidiano Repubblica. Dopo la 2 giorni in Arabia, ma fa bene la bava di lumaca, assolutamente, se me ne fate avere un po' di quotidiani di Repubblica. Dopo la 2 giorni in Arabia, l'ultima tappa della Premier sarà in Bahrain. Acciambellata sotto un tendone nel deserto di Ayulullah, Lupo Lulì, capitale degli antichi Lianiti lungo la via dell'incenso, Giorgia Meloni parla per 3 ore faccia a faccia con Mohammed bin Salman. Sul piatto ci sono accordi per 10 miliardi di euro con l'Arabia Saudita. Subito deve specificare Repubblica, lo stesso paese che da leader dell'opposizione, soprattutto in epoca Renzi, Meloni bersagliava di critiche. Non si contano le volte in cui l'ha chiamato così, regime fondamentalista. Come si cambia da Palazzo Chigi? Vince il pragmatismo, per dirla col viceministro forzista alle imprese Valentino Valentini, che accompagna la Premier in questi 2 giorni d'Arabia, a seguito di un battaglione di aziende private ma soprattutto pubbliche che hanno fiutato l'affare. Atterrata da Jeddah, dove sabato ha visitato l'Amerigo Vespucci, Meloni è l'unica a parlare con MBS. Discutono a 4 occhi, da soli. Nessuno, nemmeno nella cerchia della presidenza del Consiglio, conosce quali tasti abbia toccato il principe ereditario a capo del governo di Riyadh dal settembre del 2022. Certo è che dal tendone Meloni esce con un mucchio di soldi per le aziende italiane, progetti per impolpare il suo piano matters,
Mattei, operazioni commerciali legate alla difesa, ma anche all'energia, allo sport, alla cultura che nella sua vecchia vita politica biasimava. E così, dopo un banchetto imperiale, siglando d'intesa per il nuovo partenariato strategico, Meloni fa battere un battimani, fa partire un battimani. Applausi. Spostandosi nell'avveniristico hall Maraia davanti alle imprese, la Premier annuncia trionfale l'avvio di una nuova era. Il valore degli accordi, 10 miliardi di euro, di cui 6 miliardi per conto di SACE, il gruppo assicurativo finanziario controllato da MEF, dà un'idea dello straordinario salto compiuto e se qualcuno lo chiamerà capriola, pazienza. Qui mi fermo, ma naturalmente l'articolo prosegue la bava di lumaca, chiaramente. Fa bene un po' di bava, cari giornalisti, colleghi, professionisti di Repubblica. A pagina 9, SACE, Leonardo, Fincantieri e Pirelli, il patto con i sauditi vale 10 miliardi, virgolettato. Nella delegazione in visita dal principe anche i vertici delle aziende italiane. Io oggi lo comprerei Repubblica, lo regalate al vostro vicino comunista, però gli date una leggiutina veloce. Pagina 13, intervista a Urso. L'Europa difenda l'industria, sul Green Deal servono modifiche. Come ci si difende dagli USA? Con una politica industriale assertiva. Che devono già dire assertiva. Cioè uno già si ferma, dice assertiva, io non so cosa vuol dire. È il suggerimento di Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, alla vigilia di una serie di incontri con i commissari europei che si occupano di industria e transizione in vista del Competitive Compass, il piano con cui l'Unione Europea risponderà a Trump del via al dialogo competitivo sull'auto e del Clean Industrial Deal a fine febbraio. Quindi come ci si difende dai dazi e da una strategia USA aggressiva con una politica industriale assertiva, capito? Dovete essere anche voi un po' assertivi, siete poco assertivi. Sì, assertivo, regista, un po'. Sei assertivo, è quella la faccia assertiva, bravo, fondata anche sull'autonomia energetica che tuteli mercato e produzione dalla concorrenza sleale, come fanno gli Stati Uniti, e l'Italia avrà un ruolo decisivo con la leadership di Giorgia Meloni centrale nei nuovi assetti globali. C'è poco da ridere, ragazzi, voi che votate PD, ridete, ride bene chi ride ultimo, adesso a ridere siamo noi. Prima a fare i giochi in Europa erano i francesi, tedeschi. Ricordate i sorrisetti con Berlusconi? Mamma mia. Lì anche noi avevamo dei problemi di bava di lumaca. Adesso i tempi sono cambiati e guarda un po', è la Meloni che dirige i giochi. Ma chi l'avrebbe mai detto veramente, che votando centrodestra si arrivava a tutto ciò? Ve la rimando, l'intervista con Adolfo Urso in quota Fratelli d'Italia alla delega alle imprese al Made in Italy nel governo di Giorgia Meloni. Un flash sui dazi, c'è solo un riquadro su Repubblica, ma basta e avanza. Dazi, fronte aperto per l'Italia, rischio da 7 miliardi, ma tanto ne arrivano 10 da Bin Salman, e quindi sì, non sono ancora arrivati, che palle, ma neanche i dazi sono ancora arrivati. Primo colloquio tra il ministro degli esteri Antonio Tajani e il nuovo segretario di Stato USA Marco Rubio. Al centro del colloquio le relazioni transatlantiche, quelle dei due paesi. Al centro della telefonata soprattutto la questione dei prossimi dazi cui sta facendo riferimento Donald Trump. Per l'Italia si tratterebbe di una spesa maggiore di circa 7 miliardi. Tajani ha difeso il ruolo dell'Italia, ricordando la necessità di considerare il ruolo dell'Unione Europea, ma insomma io anche ricordando che la Meloni sta molto simpatica a Trump, non gliel'ha ricordato. Durante la conversazione Rubio ha confermato l'impegno degli Stati Uniti nella NATO, nello stesso tempo il segretario di Stato ha ripetuto al titolare della Farnesina che la nuova amministrazione americana considera necessaria una maggiore redistribuzione degli oneri a carico degli alleati europei. Facendo crescere la spesa al 3% del PIL. Non ce la facciamo. Lo stesso messaggio Rubio lo ha inviato al segretario generale dell'Alleanza Rutte. Bene, anzi male, ma va bene.
Dove sono? Al quotidiano La Stampa, sì, mi ero dimenticato, La Stampa oggi ha una duplice copertina per il giorno della memoria, 27 gennaio, il giorno della memoria, le cose che si dimenticano possono tornare, e l'articolo proprio in questa prima pagina, contropagina, perché il ricordo ci sopravviverà, di Andra e Tatiana Bucci. Questo sul quotidiano La Stampa di quest'oggi, che naturalmente ospita i racconti, quei simboli che nelle città difendono la storia, viaggio a Torino, Roma, Milano e Ferrara, nei luoghi che oggi hanno un significato per ricordare la Shoah e per creare la rinascita dall'orrore. L'intervista, il direttore del museo, via la politica da Auschwitz. Oggi la cerimonia per gli 80 anni della liberazione, parleranno solo i sopravvissuti. Ricordare uno dei metodi per metterci di fronte alle nostre responsabilità. Così la controcopertina del quotidiano La Stampa, che apre invece ufficialmente con: Trump vuole ripulire Gaza, i palestinesi in Giordania. Il presidente: tutto distrutto, via in 1,5 milioni, cessate il fuoco sempre più in bilico. Amman ed Egitto dicono no alla proposta. Hamas mai via dalla nostra terra. Di spalla a sinistra c'è Irene Famà con lo scontro continuo tra Toghe e Nordio, Al-Masri liberato, inerzia del ministro, e a destra l'intervista con Gianfranco Fini: senza Fiuggi Giorgia non sarebbe a Palazzo Chigi, non mi è piaciuto, M. Forza della natura, il trionfo in Australia di Sinner, travolto Zverev, questa è la vittoria della gioia. E poi Maurizio Maggiani, all'interno delle idee della Stampa naturalmente: le deportazioni ostentate, la fine del pudore pubblico. E siamo qui naturalmente ancora a capire deportation, cosa vuol dire deportation? Dipende se sei di destra o se sei di sinistra. Barbara Carnevali scrive: la brutalità anti-woke e la sinistra senz'anima. Naturalmente, per voi amanti del quotidiano La Stampa, tutta da comprare. Volevo restare, no, basta, grazie, devo tornare ancora su Repubblica. No, perché so che c'è parecchia gente che gli sta simpatico Romano Prodi, anche a me sta molto simpatico. Allora, pagina 10, sappiatelo, Prodi risponde a Franceschini. Già, pagina 10 di Repubblica. Prodi a Franceschini: l'unione fa la forza, non la disunione. Il PD contro la Premier in Arabia Saudita: non fa passare un giorno senza smentire se stessa. Il padre dell'Ulivo, scrive Gabriella Cerami, non immagina un centrosinistra che marcia diviso verso le prossime elezioni politiche, come ipotizzato dall'ex segretario del PD Franceschini, che venerdì scorso in un'intervista a Repubblica, vi ricordate, era lì insieme a Chiavi Inglesi eccetera, ha spiegato perché secondo lui l'alleanza elettorale che ha portato il centrosinistra alla vittoria, prima nel 96 e poi nel 2006, non tornerà. Romano Prodi non entra nel merito di quale possa essere, se mai ci sarà, un nuovo contenitore, ma ricorda che un tempo si diceva che l'unione fa la forza. L'idea che la disunione fa la forza può essere un gioco, ma si può governare solo quando si armonizzano i programmi, si fanno esaminare da esperti, si discutono con le persone, si va di fronte all'elettorato con una linea comune, dice il professore intervistato durante la trasmissione In altre parole su La 7. E insomma, entriamo tutti e facciamo una bella autofficina e parliamo del futuro del PD. Sicuramente meglio l'officina del caminetto, ma davvero, te lo dico col cuore in mano, suona meglio, è più proletaria la cosa. Solo un girettino veloce sul quotidiano Il Corriere, perché chissà se a pagina 19 del quotidiano Il Corriere, nel data room della Gabanelli, chissà se si scoprirà chi
non ha firmato i contratti degli infermieri. Infatti Gabanelli titola "Infermieri e medici, i contratti senza firma. La carenza di professionisti è legata agli stipendi troppo bassi nel comparto, con 30 anni di carriera mensile di 1.939 euro netti. Ecco perché saltano gli aumenti rinviati anche per i dottori". E sia ben chiaro, il rinnovo del contratto alla fine si spiega che la maggioranza per un pelo salta la firma e arriviamo al rinnovo del contratto 22-24. Dopo 7 mesi di trattative poteva essere firmato il 15 gennaio 2025, ma è saltato per un minuscolo 0,39%. Il peso delle sigle sindacali contrarie è stato maggiore di quelle a favore, 47,05 contro 46,99. Quindi per un pelo voi, cari medici e infermieri, siete rimasti senza il nuovo contratto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Dopo l'allontanamento di un primo fronte perturbato, se ne avvicina un secondo al nostro paese. Temperature in calo. Al mattino cieli grigi soprattutto sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, anche con il rischio di qualche precipitazione. Tempo in prevalenza asciutto al centro-sud. Nel pomeriggio piogge al nord, in estensione alle regioni centrali tirreniche, ancora mite e a tratti soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 falconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Brum, 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 il motore che ruggisce. Brum, 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 per strada fa così. Brum, 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 la macchina che... Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri,
Metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sono artisti indipendenti ma anche storici, che non vengono più mandati in onda sui soliti canali. Chissà perché, perché non fanno business, invece i nostri ricordi dove vanno a finire? Maxine, questo è Alventura dei Rogers. Testo di Gianfranco Mulas, musica e voce di Alventura dei Rogers, all'organo Hammond, nella storica Guarda. Anni 60-70. Oh, per voi amanti della buona musica del passato, vi ricordo che sabato 8 febbraio al Teatro Pax di Cantello, in provincia di Varese, ore 21, c'è lo spettacolo I migliori anni. Oh, un fracco di artisti anni 60-70, Pachi dei Nuovi Angeli, Bruno Castiglia dei Bisonti, Santino Rocchetti, Divina, tu te la ricordi? Donato dei Profeti. Bella storia, segnate giù, Cantello Varese, sabato
28 febbraio, Teatro Pax, ore 21. Bravo a Gianfranco Mulas che organizza questi concerti vintage. Il buongiorno si sente dal Varine, 8:39, buon mattino a chi mi sta ascoltando in auto in tutta Italia con l'autoradio DAB, ci portate ovunque, ma buongiorno anche a chi mi sbircia sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier e della Lega Giovani. Buon mattino e soprattutto, scrivete i vostri commenti alle notizie del giorno al 340 67 09 659, pochissimo e ve li leggo. Intanto però ho richieste per il tempo e qui non facciamo richieste musicali, ma fate richieste di notizie. Il quotidiano Il Tempo oggi è sempre simpatica l'apertura Schleinders List e all'interno chiaramente si parla della giornata della memoria, le comunità ebraiche disertano le piazze, no ai cortei con la sinistra, dopo le accuse di genocidio a Israele, la rottura si fa insanabile. Da Ampi, Propal, CGL, PD, clima soffocante. E la Segre che dice sono pessimista, l'articolo di Aldo Torchiaro, ma nella pagina successiva l'intervista a Sandro Di Castro, una volta l'anno si lavano la coscienza, poi dicono cose terrificanti contro gli ebrei. Parla il presidente di Beneberit, Sandro Di Castro, clima più pericoloso degli anni '80. A sinistra si professano antifascisti, ma più fascisti di loro cosa c'è? La Schlein non ha mai fatto una dichiarazione decente ed equidistante. Conte, un altro tra i più infervorati, e gente che dice cose preoccupanti. Quest'oggi sul quotidiano Il Tempo si parla anche di agricoltura. Sì, con l'intervista al presidente della commissione della Camera che dice i maggiori redditi consentono investimenti, agricoltura più ricca ora può crescere. Oggi sul quotidiano Il Tempo, Cristian Campigli intervista Mirko Carloni, l'Italia ha il valore aggiunto più alto d'Europa. Nessuno dice che è della Lega, chissà come mai. L'aumento del 12,5% sul reddito è un fenomeno molto positivo perché la maggior parte della cessazione di impresa agricola ha come causa la mancata remuneratività. Se aumenta il valore aggiunto, aumenta anche la voglia di proseguire nell'attività di famiglia e di fare investimenti. Mirko Carloni, presidente della Commissione Agricoltura alla Camera, commenta con entusiasmo lo storico traguardo raggiunto nel nostro settore. L'Istat ha certificato la leadership dell'agricoltura italiana in Unione Europea. Perché è un dato così importante? L'Italia, per la prima volta, dice Carloni, ha il valore aggiunto sul valore della produzione più alto d'Europa. L'altro valore significativo è la multifunzionalità, il vero antidoto contro la crisi. Agriturismo e produzione energetica aggiungono entrate al produttore che si trova sulla produzione tradizionale a far fronte alla caduta dei prezzi, sia per la merce che arriva dai paesi terzi che per l'aumento dei costi energetici. Perché la sinistra considera poco l'agricoltura? Per snobismo? Risponde Carloni. La sinistra ha perso di vista l'agricoltura per inseguire una cultura che mortifica la tradizione e purtroppo l'ambientalismo da salotto ha portato a considerare l'agricoltore e l'allevatore come un soggetto che rappresenta un problema, una visione distorta che ha trovato nell'Europa di Timmermans il grande teoreta che voleva produrre carne, latte e cibo in laboratorio per evitare l'impatto ambientale e magari proprio in nome della transizione o della sostenibilità. Ma si parla anche di follie green, si era arrivati a dare soldi ai contadini per farli smettere di lavorare la terra, una direzione diversa con Lollobrigida. Oggi sul quotidiano Il Tempo a pagina 8 l'intervista al presidente della Commissione Agricoltura alla Camera. Ma me lo richiedete alla grande, va bene, eccomi qua, è d'accordo, non esco di qua se non vi leggo l'intervista a Claudio Borghi Aquilini. Eccola qua, siamo sempre sul quotidiano Il Tempo, questa volta a pagina 10. L'uscita dell'Italia dall'OMS sia una battaglia di tutta la destra.
Eh sì, perché se ne parla pochino pochettio, l'accoglienza è stata piuttosto freddina all'interno, dalla sinistra, più freddina, i ghiaccioli, no? Ma all'interno del centrodestra, mamma mia, che fighettini. Il senatore Claudio Borghi Aquilini rilancia l'iniziativa targata Lega sulla scia del tycoon. Sul Veneto la possibilità di andare divisi c'è sempre, ma sarebbe stupido. Giulia Sorrentino intervista oggi sul quotidiano Il Tempo Claudio Borghi Aquilini. La Lega di Matteo Salvini sente stata una battaglia spinosa, l'uscita dell'Italia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Trump però, dopo l'annuncio della firma dell'ordine esecutivo di uscire dall'OMS, ha detto di considerare la possibilità di poter rientrare se la quota di contributi degli USA venisse ridotta. Senatore Claudio Borghi, il suo partito, la Lega, vuole uscire dall'OMS. È stato Trump a dare la spinta? Risponde Borghi, noi lo stiamo dicendo da tempo, ma abbiamo colto l'occasione di vedere Trump fare una cosa che lui può fare rapidamente. Ora acceleriamo anche noi. Vi siete consultati con Fratelli d'Italia e Forza Italia prima di questa iniziativa o è targata Lega? Ovviamente è un'iniziativa targata Lega perché ci tenevamo a rivendicare la paternità di questa battaglia, però con Fratelli d'Italia la critica sull'OMS era già ben avviata. Non dimentichiamoci che quest'estate c'è stato il rischio che l'Assemblea Generale dell'OMS approvasse una cosa dannosa, il trattato pandemico. Fortunatamente non è passato, anche grazie all'opposizione dell'Italia, opposizione costruita con Fratelli d'Italia. Quindi la critica all'OMS credo sia patrimonio comune della coalizione. Dovrebbe esserlo anche per Forza Italia, visto che è un partito che si è sempre definito atlantista. Mi sembrerebbe strano che l'atlantismo cambiasse improvvisamente solo perché cambia il presidente degli Stati Uniti. Qual è il reale beneficio di uscire dall'OMS? Il professor Roy De Vita ha precisato che con l'uscita degli USA il maggior azionista dell'OMS oggi è Bill Gates. Sì, risponde Claudio Borghi, l'OMS diventerebbe come una sua proprietà privata. Il vantaggio? La Lega è da sempre contraria ai poteri sovranazionali e alla globalizzazione. Non ci interessa che ci sia un'istituzione non democratica che vuole comandare a casa nostra. Se invece l'OMS si limita a fare consulenza, risparmiamo i nostri soldi. Ogni anno diamo loro circa 100 milioni di euro tra contributi diretti e indiretti che vengono spesi in stipendi faraonici senza ritorni visibili o chiari. Uscendo dall'OMS, quale organo scientifico di riferimento avremo per l'Italia? Risponde Claudio Borghi, la comunità scientifica già adesso lavora in modo coordinato. Noi ascoltiamo l'Istituto Superiore di Sanità e il punto di riferimento rimane quello. Poi ci si interfaccia con tutti gli omologhi del mondo. Guardi i bilanci dell'OMS. La cifra destinata a medicina e attrezzature mediche per l'Africa in un anno è di 45 milioni di dollari, cifra che corrisponde al bilancio del comune di Urbino. Tornando in America, Trump ha detto che se le imprese produrranno lì pagheranno tasse bassissime. Risponde Claudio Borghi Aquilini sul Tempo, non possiamo prendercela solo perché qualcuno sta facendo i propri interessi. Dobbiamo imparare a non essere vittime di questo mondo costruito senza limiti, a beneficio di pochi. Fossimo liberi di mettere dazi sui prodotti cinesi, anche noi cominceremmo a produrre di più in Italia. Servono barriere definite. Barriere anche sull'immigrazione, chiede il Tempo? Sì, certo, risponde Claudio Borghi. Avete ottenuto la vittoria sul referendum sull'autonomia. Si va avanti? Viene riconosciuto ciò che abbiamo sempre detto, l'autonomia esiste già in Costituzione, quindi si va avanti con l'autonomia fino alla fine. A che punto siamo con Zaia e il Veneto? Risponde Borghi. Io sono sempre stato contrario a qualsiasi tipo di limitazione della scelta dei cittadini, già prima di Zaia. Non si può impedire loro di eleggere chi preferiscono, se si trovano bene con un governatore o con un sindaco. Da quando c'era Berlusconi, il centrodestra si è sempre presentato alle regionali, scrive il Tempo. C'è la possibilità che non solo in Veneto non sia così ora, possibilità di cui si parla nei corridoi. Lo chiede a uno, risponde Borghi, che quando si è candidato in Toscana è andato senza Forza Italia, perché volevano candidare chi poi prese l'1,27%. Sì, la possibilità c'è sempre, ma adesso sarebbe stupido. Stiamo governando assieme, la gente non vota a comando ed è obbligatorio trovare una quadra. Se un partito impone una candidatura sconosciuta, gli elettori non lo voteranno.
Così quest'oggi il quotidiano Il Tempo intervista Claudio Borghi Aquilini, che sarà ospite proprio domani, martedì, intorno alle 9:40 su queste frequenze. Ancora richieste, signori, dai, su quale quotidiano va Sammy Varin? Cercate di avere il vostro quotidiano preferito scrivendo adesso al 340 6709 659. Sto leggendo, mi state richiedendo, no dai Fini, non è possibile, il quotidiano La Stampa con Fini. Vorrei vederlo in faccia questo che mi... No, scherzo, Fammi entrare all'interno del quotidiano La Stampa. Allora, già che ci sono, vi segnalo a pagina 2 lo scontro sulla giustizia. Giustizia, scontro continuo. L'ANM che critica Nordio, mai un'apertura. Al-Masri liberato per la sua inerzia, e il centrodestra che risponde: l'Aventino delle toghe, pagina oscura per la democrazia. E anche qui giustamente abbiamo Licia Ronzulli da una parte, dalle toghe un atto di ribellione, chi si sottrae al dialogo a torto, così dice la senatrice di Forza Italia, sbattono la porta in faccia in prima ancora, scusate, di cominciare a parlarne. La riforma restituirà la percezione dell'imparzialità del giudice nel processo. Dall'altra parte c'è Deborah Serracchiani, vogliono assoggettare i PM dal governo attacchi quotidiani. La parlamentare del PD dice: neanche la maggioranza ha potuto modificare la riforma, con la separazione delle carriere intendono indebolire tutta la magistratura. E visto che me lo richiedete, nel giorno della memoria, pagina 4 del quotidiano La Stampa, l'intervista a Gianfranco Fini. Senza Fiuggi, Meloni non sarebbe a Chigi. Sulla destra di governo indietro non si torna. L'ex leader ha 30 anni dalla svolta che segnò la trasformazione dell'MSI in Alleanza Nazionale. Serviva una svolta culturale. Lo Ius Scholae favorisce l'integrazione. Scusate, ma no, non riesco proprio a digerirla questa cosa. Trump discrimina i gay. Intervista di Alessandro De Angelis a Gianfranco Fini. Ci sono dei momenti in cui la storia accelera. Valeva allora, con buona pace di chi diceva dopo l'89 che la storia era finita, vale oggi. Fiuggi è semplicemente un'altra epoca, ci dice Gianfranco Fini, ex leader di AN, in questo 27 gennaio che è tante cose tra memoria e presente. Il trentennale della svolta di Fiuggi, il lavacro che segnò la trasformazione dell'MSI in AN, il giorno della memoria che allora non c'era ma racconta anche quei valori, ma anche uno dei giorni inquieti di questo presente, icasticamente rappresentato dalla foto delle deportazioni di Trump. Così quest'oggi a pagina 4 del quotidiano La Stampa, Gianfranco Fini, che sul nuovo partito dice: AN nacque dalla consapevolezza che era finito il nostro lungo dopoguerra. Sull'arco costituzionale l'esigenza era riconciliare la destra con valori e principi della prima parte della Costituzione. La serie sul Duce, i libri di Scurati li ho apprezzati, nel film vedo invece un aspetto macchiettistico. Così Alessandro De Angelis racconta Gianfranco Fini quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Ma noi andiamo avanti, assolutamente, non ci si ferma, perché sul quotidiano La Verità si intervista, pagina 4, Enrico Costa. I PM ormai fanno marketing, chi sbaglia non farà carriera. Così il forzista: cambieremo il metodo di valutazione dei magistrati, non si può promuovere tutti, ormai non puntano più a vincere il processo, ma a pubblicizzare le loro inchieste. E ancora, molti innocenti accusati ingiustamente non sono risarciti perché si imputa loro di aver indotto in errore i giudici. Sorteggio del CSM? Un'estrema ratio. Così il deputato di Forza Italia Enrico Costa quest'oggi sul quotidiano
La Verità, che a pagina 5 intervista Luca Zaia. I centralisti vanno contro la carta. Così il governatore del Veneto: la consulta ha spazzato ogni dubbio, chi contesta l'autonomia si pone fuori dalla Costituzione. Ringrazio chi raccoglie firme per la mia ricandidatura, anche questa è democrazia e si deve tenerne conto. Luca Zaia, scrive Federico Novella, governatore della regione Veneto, dopo la sentenza della consulta che ha dichiarato inammissibili i referendum avanzati da Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, adesso la riforma dell'autonomia riprende il suo cammino. State ancora festeggiando? La Corte ancora una volta ha spazzato via ogni dubbio, risponde Zaia. È stato sancito nel più autorevole consesso che l'autonomia è costituzionale, è una rivoluzione necessaria e di conseguenza chi si schiera contro l'autonomia, chi tifa per il centralismo, va contro la Costituzione. Lo diceva già Luigi Einaudi: a ognuno dovrebbe dare l'autonomia che gli spetta. L'idea originale della Costituzione era questa, la gestione pratica poi si è allontanata dal dettato iniziale. Lei ha teso una mano all'opposizione, che tuttavia, nonostante la sentenza, prosegue dritta per la sua strada, sostenendo che la riforma di Calderoli ormai è una legge morta. Risponde Zaia: ma quale morta? È vivissima e lo sanno anche loro, tant'è vero che proseguono i tavoli di trattativa. Quando penso alla sinistra mi viene in mente uno sketch di Lino Toffolo che riporto nel mio libro Autonomia, la rivoluzione necessaria. Parlava delle mogli che chiedono ai mariti imprenditori di comprare la pelliccia, ma poi, quando la pelliccia se la possono permettere anche gli operai, improvvisamente diventano animaliste. Così la sinistra nasce federalista e oggi che tutto il popolo vuole l'autonomia, loro diventano centralisti, sono irrecuperabili. Noi vogliamo l'equa divisione del benessere, loro l'equa divisione del malessere. Però dovrete comunque modificare la legge nei punti evidenziati dalla Corte Costituzionale. Sì, dice Zaia, ma badiamo alla sostanza. La Corte chiede delle modifiche, ma prima ancora esige che il federalismo si concretizzi, fermo restando il dovere della solidarietà. La consulta, nella sfida all'autonomia, marcia insieme a noi, non contro. Nelle 107 pagine di sentenza, la consulta dichiara 25 punti del loro ricorso infondati, 13 inammissibili. Nel suo libro Manifesto Autonomia, la rivoluzione necessaria, considera questa riforma come uno sbocco naturale, scrive il quotidiano La Verità, per l'Italia. Perché? Risponde Zaia: perché non possiamo tenerci un modello che non funziona più da tempo. Un paese che ha 3.000 miliardi di debito pubblico, dove il futuro dei bambini dipende dalla regione di nascita, dove molti cittadini sono costretti a farsi la valigia per curarsi in altre regioni d'Italia, è già il paese delle disuguaglianze, figlie di un sistema fallimentare. Continuano a dire che voi ricchi del nord volete piantare in asso il resto del paese, risponde Luca Zaia. Questa è la classica super boiata. Di tutte quelle che ho sentito è la più grande. Continuano a ripeterla come un disco rotto. Lo dichiaro di nuovo in stampatello. La cosiddetta secessione dei ricchi è illegale, nessuno l'ha mai voluta. Nord e sud sono legati insieme per la vita, nella buona e nella cattiva sorte. Siamo come gemelli siamesi. Però, come il Sud ha le sue questioni da risolvere, così anche il Nord. Dietro ogni ospedale aperto e funzionante c'è anche il gettito fiscale che lo finanzia. Ci sono le regioni virtuose con un saldo attivo. Ci sono invece le buone amministrazioni che producono valore per tutte le comunità del paese. Cosa chiede ai nemici dell'autonomia? Risponde Zaia. Nella foto di famiglia davanti alla Cassazione c'erano tutti i sostenitori del referendum. Si vantavano di aver raccolto online poco più di 1 milione di firme, quando in Veneto noi abbiamo portato a votare nel 2017 2.328.000 persone. Ai signori della foto di famiglia ho sempre chiesto: quando è che renderete pubblica la vostra proposta alternativa sull'autonomia firmata da tutti voi? Le è mai arrivata una riga? No, dice Zaia, e mai arriverà, perché tra loro c'è gente che di autonomia non vuole nemmeno sentir parlare. Questa è la verità, al di là delle polemiche. Il governo Berlusconi è caduto nel 2011, Meloni sale al potere nel 2022. In questi 11 anni ha governato la sinistra quasi ininterrottamente. Dov'è la loro idea di autonomia? Io non l'ho mai vista. Delle due l'una. O
non hanno le idee chiare, oppure ci prendono in giro. Questo ed altro sul quotidiano La Verità, pagina 5, l'intervista a Luca Zaia che prosegue, quindi assolutamente da leggere. Ma ci dobbiamo fermare, c'è la pausa delle ore 9 e poi mi ha proprio confermato, arriva con noi il capogruppo della Lega Riccardo Molinari. Però prima della canzone indipendente, che sarà Orbite Parallele di Erika Taci, e Francesco, abbiamo proprio Erika Taci che ci saluta. La mandiamo in onda, la facciamo salutare gli ascoltatori, che la Taci comincia ad apparire in televisione come non mai, la vedete sui social, ma soprattutto in TV, su Mamma Rai, nella trasmissione Bella Ma su Rai 2. Sta diventando importante. Eccola lì che ci saluta. Ciao amici di Radio Libertà, io sono Erika Taci e state per ascoltare il mio nuovo singolo, si intitola Orbite Parallele. Vi siete mai sentiti in contrasto con il mondo? Io sì, penso che solo abbracciando ognuno di noi le proprie emozioni si possa trovare una via di fuga a questo contrasto. Buon ascolto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Queste orbite parallele con Erika Taci da Firenze. L'avete sicuramente notata sui social e come opinionista nella trasmissione Bella Ma su Rai 2. Le 9, 3 minuti primi, il buongiorno da Sammy Varin da Radio Libertà e dal Qui Parlamento. Qui Parlamento. Ogni lunedì intorno alle 9, qualche minuto con il capogruppo della Lega alla Camera e segretario piemontese della Lega, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Come va? Come va? È stato un weekend di grande supporto popolare alle proposte della Lega. Ti abbiamo visto sui social con centinaia e centinaia di leghisti e simpatizzanti in giro per il Piemonte, ma un po' in tutta Italia. Ci sono stati davvero tanti gazebo della Lega per raccontare la nostra politica, soprattutto sul DDL sicurezza,
ma anche sull'uscita dall'OMS. E proprio su questo ti chiedo magari una battuta, tu che ascolti molto la gente, sei molto presente sul territorio, cosa dice la gente di questa proposta della Lega arrivata al Senato, ma anche mi pare alla Camera? E poi c'è stato Arona, gli Stati Generali dell'Economia, che trasmetteremo proprio questa mattina alle ore 10 con nomi importantissimi e argomentazioni assolutamente basilari per il nostro futuro. Riccardo, non so da dove vuoi cominciare, a te la parola. Beh, sì, è stato un weekend decisamente intenso come attività politica, come hai ricordato tu, c'è stata questa gazzebata sabato e domenica per raccogliere le firme in sostegno alle forze dell'ordine e in sostegno alle proposte di legge della Lega in difesa delle forze dell'ordine, in primis al DDL sicurezza. E devo dire che siamo rimasti tutti molto sorpresi, visto che comunque non era propriamente un weekend di bel tempo quello che abbiamo appena vissuto, e quindi nonostante questo ai gazebo, al freddo, sotto l'acqua, è venuta tanta gente a firmare, tanta gente che sapeva dei gazebo, che voleva esprimere il suo sostegno alla Lega, al DDL sicurezza e alle forze dell'ordine. Quindi questo penso che ci indichi in modo chiaro che bene facciamo a continuare a chiedere a Giorgia Meloni, al governo, di approvare al Senato il prima possibile questo provvedimento, perché la gente vuole che questo provvedimento sia approvato. E bene facciamo anche poi a fare altre proposte come quella del gratuito patrocinio per gli agenti delle forze dell'ordine o per le vittime sul lavoro, che vanno in quella direzione. Quindi è stato da questo punto di vista un weekend di confronto con la popolazione rinfrancante, nel senso che ci ha dato la direzione, ci ha fatto capire che stiamo andando su questo argomento nella direzione giusta. Stati Generali dell'Economia, bellissima serata, è una tradizione che abbiamo qui nella Lega Piemontese da anni. Adesso non si facevano più dal 2019 perché sono stati sospesi poi per il Covid, poi c'è stata la campagna elettorale nel 2022, insomma si sono ripresi quest'anno, oltre a me, al sindaco di Arona Alberto Gusmeroli e al ministro Giorgetti, come politici, c'erano poi una serie di rappresentanti importanti del mondo delle associazioni datoriali e del mondo del lavoro, il professor Miglietta, c'era il presidente di Confartigianato, la vicepresidente di Confcommercio, Gozzi, della Confindustria, insomma abbiamo avuto un parterre davvero di alto livello in cui ci si è confrontati, si è capito che alla fine questa idea della Lega come il partito fuori dalle logiche, che le idee che ha la Lega, ad esempio contro il Green Deal, a favore dei dazi verso la Cina, che vengono spesso dipinte come idee macchiettistiche, idee isolate, eccetera, in realtà trovano ampio riscontro anche all'interno delle associazioni del mondo del lavoro, del mondo della produzione. E quindi questo è stato un modo diverso di raccontare le posizioni della Lega, che appunto spesso rischiano di essere dipinte come macchiettistiche, come folli o come esagerate, ma che in realtà poi in un confronto come in quella sede viene fuori che sono idee ampiamente condivise anche da larghi settori dell'economia italiana, che chiede una maggiore difesa da parte dello Stato e chiede che l'Europa faccia un cambio nelle sue politiche, perché se non lo fa e purtroppo si è destinati tutti a fare una bruttissima fine, nonostante l'Italia abbia mezzi, intelligenze e capacità in questo momento per essere un'economia di eccellenza. Questione OMS, ti dico la verità, non è che ne abbia sentito parlare più di tanto, perché il gazebo si parlava soprattutto, le domande erano soprattutto sul DDL sicurezza, sulle cose che stiamo facendo sul tema della sicurezza. Quello che posso dirti è un tema che interessa abbastanza settoriale, no? È molto per appassionati, c'è chi ha seguito tanto questo argomento, chi sostiene che l'OMS abbia commesso degli errori enormi nella fase pandemica, si parla da tanto tempo di questa questione, vedremo come sarà approfondito il tema e se si andrà avanti. Assolutamente sì, vedremo se la bolla effettivamente esploderà, ma intanto nell'ultimo minuto chiediamo a Riccardo Molinari che cosa si muove questa settimana alla Camera e che cosa c'è in programma. Guarda, questa settimana forse potrebbe essere giovedì la giornata giusta per chiudere l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale, quindi penso che oggi come oggi la cosa più importante in calendario sia quella, perché come sapete,
questo accordo insomma viene rinviato da tanti mesi che non si trova un accordo. Poi avremo alla Camera l'approvazione del DDL per l'aiuto all'Ucraina, dopo che abbiamo votato la settimana scorsa delle risoluzioni sulle comunicazioni di Crosetto. Questa volta arriverà il DDL che è già stato approvato dal Senato per prorogare anche per quest'anno gli aiuti economici all'Ucraina. E poi abbiamo una serie di mozioni proposte dall'opposizione sulla situazione di Gaza, sul rapporto Draghi, poi se riusciremo inizieremo l'analisi di una proposta di legge nostra della Lega che è già stata approvata al Senato sui nuovi giochi della gioventù, ma insomma diciamo che politicamente la cosa più importante sono i giudici e il rinnovo degli aiuti militari all'Ucraina. E vai, speriamo sia la volta buona e auguriamo buon lavoro al capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Buona settimana. Buona settimana, Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che sta per aprire le linee. Ancora 2 minuti però, sì, è perché c'ho il quotidiano Il Giornale che non vi ho ancora letto nell'approfondimento a pagina 2, uno dei pochi che ricorda che si ricomincia con i rimpatri. Rimpatri campo di battaglia nell'offensiva delle toghe. Noi li chiamiamo rimpatri. Se volete anche espulsione per i più cattivi, ma non certo deportazione. I magistrati già ora in trincea promettono il duello sul diritto d'asilo e scontro anche sul caso Al-Masri. L'ANM si difende, ma resta il giallo. Siamo sul quotidiano Il Giornale a pagina 2 che ricorda anche la sentenza. In Veneto la regione dovrà risarcire le associazioni pro migranti. I giudici accolgono ricorso contro il bando sulle case popolari e gli enti ora devono anche pagare. Case popolari stralciate, le liste d'attesa di chi da decenni aspetta un alloggio. Succede in Veneto e nel comune di Venezia, condannati per discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri. A dirlo è la sentenza dello scorso 2 gennaio a firma del giudice Stracco che riguarda il requisito dei 5 anni di residenza nella regione Veneto per fare domanda. Una decisione incostituzionale discriminatoria, così viene definita la scelta del governatore Zaia che è stata portata in tribunale dalle associazioni pro migranti. ASGI, Razzismo Stop, Sunia, da mesi infatti combattono per agevolare i migranti nell'accesso alle case popolari e ad oggi sembrerebbero averla spuntata. Ma andiamo con ordine. Al centro della polemica c'è appunto il requisito istituito dalla Regione della residenza quinquennale per l'accesso ai servizi di edilizia residenziale pubblica. Un requisito che le associazioni sostengono abbia illegittimamente prodotto una discriminazione in ragione della nazionalità dei richiedenti e che tale discriminazione incide maggiormente sui richiedenti stranieri. A dare ragione la solita magistratura che, nella sentenza in possesso del Giornale, accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Veneto, così come quella tenuta dal Comune di Venezia. Ma non solo, ordina al Comune di Venezia di astenersi dall'inserire nei futuri bandi per l'assegnazione di alloggi residenziali pubblici e da quelli eventualmente già emessi, ma non ancora definiti con l'assegnazione degli alloggi, la clausola che prevede punteggi aggiuntivi. Cosa significa? Che il bando in essere non ha più ragione di esistere, che migliaia di italiani in lista d'attesa per un alloggio si vedranno la loro posizione stravolta e saranno costretti quindi ad attendere ancora anni e anni in favore di stranieri e migranti che potranno, come deciso dal giudice, prendere il posto scavalcando eventualmente l'attuale lista. Ad applaudire l'ennesima sentenza anti-italiana e naturalmente il PD con l'ex candidato alle regionali del Veneto, il Dem Arturo Lorenzoni. In risposta il governatore Zaia annuncia che farà ricorso, ma in tutto ciò chi ci guadagna? Forse questo è il punto più pericoloso di una delle tante vicende che mettono ormai all'ultimo posto gli italiani. Nella sentenza, infatti, si parla di un risarcimento. Il risarcimento andrà direttamente nelle tasche di ASGI, Razzismo Stop e Sunia,
Parlando dei 3 stranieri, le associazioni dichiarano che hanno rinunciato alle relative domande risarcitorie, cosa che non vale per i fan dei migranti, che come si legge si ritiene equo condannare i resistenti, Regione Veneto e Comune di Venezia, al pagamento di 5.000 euro in favore di ciascuna associazione ricorrente. Insomma, ci sono quelle famiglie italiane che a un passo dall'ottenere un tetto sopra la testa si ritrovano nuovamente in mezzo a una strada. Verrebbe da chiedersi chi utilizza i migranti per fare business? Così a pagina 2 quest'oggi il quotidiano Il Giornale, che ricorda le nuove partenze e l'Italia che rilancia. Nave in Albania con 49 migranti, scrive Felice Manti. La Cassiopea diretta allo spot di Jader, altri 53 consegnano i passaporti, la deterrenza funziona, ma anche un ennesimo naufragio al largo di Malta, 15 superstiti, recuperati 3 corpi a 58 miglia da Lampedusa, braccio di ferro sui paesi sicuri, ma una sentenza della Cassazione dà ragione al governo. E intanto apriamo le linee, chi ci segue in diretta 9:15 e entrate in onda con me per commentare le notizie del giorno. Chiamate 029294 7222 o inviate un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Visto che sono sul quotidiano Il Giornale, vi ricordo che a pagina 8, unico quest'oggi, il giornale parla ancora una volta di nucleare, strada obbligata. Ecco perché Gianmaria De Francesco ci ricorda come il caro energia può far salire le bollette delle imprese di 14 miliardi. Non c'è nessuna alternativa. Secondo la CGIA di Mestre sono proprio le aziende di Lombardia, Emilia e Veneto che rischiano le stangate più pesanti. Il DDL delega sui mini reattori sarà presto all'esame del governo. Confindustria avverte i professionisti del no, non ci fermerete. Sì, ma ci vogliono anni intanto per preparare i mini reattori. Nel frattempo, punto di domanda, 029294 7222. Ora mi zittisco e faccio parlare voi. Pronto? Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Buongiorno. Oggi è il giorno della memoria e proprio ieri in Libano è terminato la tregua di 60 giorni, durante la quale gli israeliani hanno continuato a colpire senza che dall'altra parte ci fossero risposte o lanci di missili. Poi si sono avvicinati dei cittadini che volevano tornare nelle loro case distrutte, cittadini libanesi. L'esercito israeliano ha sparato e ha fatto 22 morti. Allora mi pare che questa gente dai nazisti abbia imparato soltanto i metodi. E voglio soltanto dire che questi sionisti a me fanno profondamente schifo. E adesso continuate pure a celebrare la giornata della memoria, che qualcuno dovrebbe stimolare un po' di più. Grazie. 029294 7222. Chiaro che queste cose le potete raccontare soltanto su Radio Libertà, con chiaramente le dovute cautele, possibilmente. WhatsApp, siamo pienissimi, non so da dove partire. 340 6709 659. Parto dall'ultimo, dai, parto da quello appena arrivato adesso. Avanti con armi, deciso da Crosetto e soldi che non ci sono, detto da loro politici, non da me, a quel matto di Zelensky che così ha l'opportunità di mandare a morire centinaia e centinaia di giovani. Brava Lega che non si discosta. Caro Joe, non si discosta. Discostarsi in questo momento vuol dire uscire dal governo. E poi è l'ultima volta, lo sappiamo benissimo, perché l'era ormai è finita. Hai visto cosa sta facendo Trump? Anche lui ha chiuso i rubinetti delle armi all'Ucraina, quindi penso che sia questione di pochissimo. Gli unici razzisti sono quegli odiatori della patria che sostengono i diritti si guadagnano, non li trovi nelle ciabatte quando ti alzi, degli invasori stranieri contro il popolo italiano che ha pagato con sangue e sudore per costruire la nostra Italia. E poi ancora la democrazia e lasciare libero al popolo di votare chi vuole senza mai imporre fantoccini. Fini dovrebbe continuare a tacere, unica scelta sensata. La magistratura sta dimostrando da anni di essere
antidemocratica, mentre Borghi è sempre l'incarnazione del sano buon senso. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno caro Sammy, buongiorno dal Veneto. Buongiorno. Qui c'è un nuvoloso spietato. Anche qua, giornata bigia. Ecco, senti un po', a parte quell'ultimo comunista straziante che è intervenuto, lasciamolo stare, che dorma sonni tranquilli nel giorno della memoria, ma volevo che tu mettessi in risalto questo bel contrasto, ovvero quando Renzi, il capo del PD, va nelle zone, sai, dell'Arabia, desertiche, a tenere conferenze, cosa si porta a casa? Si porta a casa per sé, per lui, decine e decine di milioni, ben pagato. La Meloni invece va lì e cosa porta a casa? 10 miliardi di contratti per la nazione italiana. Ecco, bello questo contrasto, no? E allora da che parte vogliamo stare? Punto di domanda. Ciao Sammy, grazie. Grazie caro, ma io sto con Di Maio naturalmente. Io sto con Di Maio, vedrete che spunterà plic, che il merito sarà suo e noi che ne abbiamo dette di tutti i colori a Gigino. 0292947222. Chi vuole entra in onda. In questo momento ci sono le linee libere, che vuol dire che sono saltate, ma voi provate ugualmente. Buongiorno e buona settimana signor Sammy, ascoltatore di Radio Libertà. La mia opinione è che quando si balla si balla. Israele doveva arrivare fino all'Iran. Così chiudiamo questa storia dal 79. Viva lo Shah di Persia. Chi si sveglia nasce con una mamma coperta, la nonna coperta, la zia coperta, la sorella coperta, non può essere un uomo normale. Caro Stefano, non ho capito niente, ma ti voglio bene lo stesso. Buongiorno Giorgio di Mantova. Sì, Landini e tutto il PD e compagni dovrebbero chiedere scusa a Salvini per l'averlo offeso. Aspetta e spera. Luca da Brescia, il secessionista. Per me gli invasori sono gli italici che occupano illegalmente il Lombardo-Veneto dal 1866. Sempre d'accordo. Non leggere in diretta, se non è da leggere non lo leggo. Problemi ogni tanto con l'app eccetera, vai tranquillo, succede ogni tanto se ci ascolti dalla Cina. Poi la Serracchiani dice che la separazione della carriera indebolisce la magistratura, non sarebbe male, hanno troppo potere. PS Fini, ancora parli? 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy. Sempre carico la mattina, stai a pallettoni. Sempre palle. No, una cosa. Intanto, per cominciare, gente che rappresenta le istituzioni, va bene, che dovrebbe essere gente terza e cos'è, che inscena quella squallida carnevalata, i magistrati che si mettono con gli striscioni e i cartelli fuori, una cosa veramente invereconda. Mi convinco ancora di più che la magistratura è un potere a sé che non risponde niente a nessuno e non va toccato. Seconda cosa, Sammy, ora voglio vedere se la magistratura si mette di traverso, perché la costanza, alla fine l'intignamento, come dicono a Roma, viene premiata. Sono ricominciati un'altra volta gli sbarchi e adesso vanno in Albania. Voglio vedere adesso che cosa si inventano, va bene, per cercare di farli ritornare a casa. Vedi che alla fine la Meloni e il governo di centrodestra ce la faranno a far arrivare gli immigrati in Albania. Ieri ho avuto proprio la certezza che non si possono inventare niente stavolta, vedrai che ce la faranno. Ciao Sammy. Grazie. Beh, l'ennesimo tentativo, secondo me a questo punto ci sono buone probabilità. 0292947222. Chi vuole entrare in onda? Pronto? Pronto? Ciao Sammy, sono Mario, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Ascolta, oggi è la giornata della memoria, no? E va bene, no? Dispiace, penso a tutti, non penso che ce n'è uno che non dispiace per quello che hanno fatto 80 anni fa. La giornata della memoria 80 anni fa. Tutti i giorni io sento la giornata della memoria, se non c'è la Segre c'è quell'altro, se non c'è... Cioè, a me sembra più il lavaggio del cervello che la memoria.
perché obiettivamente se vuoi darmi la colpa a me per quello che hanno fatto altri disgraziati 80 anni fa mi sembra esagerato. Però non si sa mai cosa è successo il giorno prima qui da noi, cioè ci interessiamo di tutto il mondo se ne frega di noi, ma noi non sappiamo cosa c'è a casa nostra. Ha fatto bene l'ascoltatore di prima a ricordare della magistratura e cosa, è una cosa indegna, quella è una cosa che interessa più gli italiani, poi sta bene tutto, però sta memoria, mi sembra un lavaggio del cervello, cioè secondo me dopo è esagerato, la gente a fine di dai, invece di fare fa l'effetto contrario secondo me, poi ci si stufa. Ciao Sammy, buona giornata. Grazie, la verità sta nel mezzo, noi vi stiliamo anche qualche dubbio, così come questo messaggio scrive: sei sicuro che la Meloni non si porti a casa anche qualcosa per lei? Faccia a faccia col Salman senza testimoni, ma che so, una bustina di tè forse? 0292947222, chi c'è in linea? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Prego. Mi sente? Prego. Mi sente? Ecco, grazie. Nulla, solo una riflessione su quello che è accaduto con le corti d'appello quando ha parlato qualche rappresentante del governo, sono uscite fuori. Credo che sia una cosa gravissima. I due poteri, sia quello giudiziario che esecutivo, sono due poteri separati, però in questo caso il governo è rappresentato da milioni di cittadini che lo hanno eletto, milioni di cittadini che lo hanno eletto, la maggioranza del popolo italiano, e loro cosa fanno? Escono fuori per non ascoltare il rappresentante non del governo, del popolo, dei cittadini che lo hanno eletto. Questa è una cosa gravissima, è una cosa grave, anzi gravissima, secondo il mio punto di vista. Grazie Sammy. Grazie, è strano che nessuno dica niente dall'alto del colle. Buongiorno Sammy, rifletto sul fatto che ogni giorno è il 27 gennaio, noi cattivissimi elettori di destra siamo a difesa per la tutela e l'esistenza del popolo di Israele, mentre invece ho seri dubbi riguardo il tema verso il pensiero degli elettori buonisti di sinistra, ci scrive Daniel. Abbiamo finito? C'è più niente? Sì, c'è più niente, sto per andarmene, minimo il tempo ancora di un whatsappino, dai. Nessun giornale dice che l'Italia non è gradita perché è considerato uno stato nemico al tavolo di pace in Russia, USA, Ucraina. I baci e gli abbracci visti in tutto il mondo con Zelensky sono una vergogna, sia per l'Italia che per la Russia. La Meloni fa guadagnare le multinazionali, lascia al palo le nostre imprese oberate di tasse sgozzate economicamente dalla mano di Zelensky. Vedi come la sanno lunga i nostri ascoltatori. Forse con una discreta parte dei soldi fatti con Bin Salman, Renzi sta pagando Repubblica per diffamare la Meloni in Arabia per affari che riguardano tutti noi, scrive ancora qualcuno. Sammy, hai trovato su qualche giornale un articolo sul capo di gabinetto della Meloni come implicato nell'affare spionaggio? Ci scrive Cristiana. No, cara, al momento no, ma devo dire non ho fatto neanche una ricerca approfondita, magari la faccio nelle prossime ore. Certo, me ne vado ma ritorno. Perché? Perché Sammy Varin ritorna anche nella seconda parte della nostra controinformazione la mattina dalle 11 a mezzogiorno, parlando anche di territorio, ascoltando normalmente anche un artista, un gruppo, qualcuno che abbia qualche cosa da raccontare, ma soprattutto leggendo ancora i vostri WhatsApp. Quindi se volete commentare le notizie del giorno siete ancora in tempo a scrivere al 340 6709 659. E poi ricordate che questa sera dalle 20 alle 21 c'è la replica del meglio ma anche del peggio di questa rassegna stampa, oltre che naturalmente andando sul sito radiolibertà.net, cliccando podcast, potete riascoltare e scaricare questa rassegna stampa e magari inviarla tramite WhatsApp a parenti o amici dicendo: "Uè, senti un po' qui Sammy Varin